Sesta corsa, premio Hippo Restaurants, categoria ED. Sono in 8 al via. 1 Wisconsin Vol Edoardo Loccisano, 2 Monsherry Venus Roberto Vecchione, 3 Zero Gravity Maurizio Cheli, 4 Abanocis Gianni Targhetta, 5 Zosima Mag Vincenzo Piscoglio, 6 Viking 3B Adrian Gioni. Seconda fila 7 Veles Daghi Giorgio Cassani, 8 Token B Massimiliano Castaldo. Tutta rete la prima fila, parte Viking 3B che rinuncia al lancio. Stacco della macchina, veloci, Monsherry Venus, Zero Gravity e Abano Cis. Fase molto calda della prima curva, alla fine rientra l'arrivo di Roberto Vecchione, mentre Zero Gravity cerca di accodarsi in seconda posizione, manovra che riesce a Maurizio Cheli che si accoda davanti al numero 1 di Wisconsin Vol, poi serra sotto all'interno Veles Daghi che rientra ad Abano Cis, quindi situazione ormai delineata dopo il 14,4 dei primi 200 metri. Al comando c'è Monsherry Venus, Roberto Vecchione davanti a Zero Gravity, Wisconsin Vol e Veles Daghi, 400 metri in 29,4. Desistono i cavalli all'esterno, in quinta posizione filtra Token B. Tutti si adeguano al ritmo della battistrada, poi è Veles Daghi che, visto il ritmo blando, prende la via del largo. Dopo l'ultima curva, la curva passata in 16,2, 45,6 i primi 600 metri, con Monsherry Venus al comando, avvicinato da Veles Daghi, poi Token B che ne ha preso la schiena, prende la via del largo anche Zosima Mag, frazione qui davanti alle tribune in 14,7, con in vantaggio Monsherry Venus affiancato da Veles Daghi, poi Zero Gravity seconda alla corda a precedere Wisconsin Vol, poi Token B in seconda pariglia. Arriviamo al chilometro passato dalla femmina in 1,15,2, retta di là con Veles Daghi all'esterno della battistrada, poi Zero Gravity che segue i due, stenta un po' Token B all'esterno, guadagna di dentro Wisconsin Vol, frazione delle scuderie passate in un velocissimo 13,9, sempre in vantaggio Roberto Vecchione con all'esterno Veles Daghi, poi Zero Gravity che aspetta l'open stretch, Wisconsin Vol che ha spostato all'esterno, ancora tutto da decidere a 200 metri dalla conclusione, ultima curva passata in 15, retta d'arrivo con in vantaggio Monsherry Venus, attaccata all'esterno da Veles Daghi, all'interno da Zero Gravity, alla fine Zero Gravity che prende la meglio su Veles Daghi, poi Wisconsin Vol. Vittoria per Zero Gravity, il figlio di Self-Possessed, Maurizio Cheli alla guida, Giorgio Cassani al training per la scuderia quiriniana. Rivediamo l'arrivo con Zero Gravity, arriva tutti in casa in scuderia di Giorgio Cassani con i suoi due allievi. Zero Gravity che vince Veles Daghi dopo ottimo percorso esterno, che coglie il secondo posto unplane per l'allenatore Giorgio Cassani, mentre per il terzo Wisconsin Vol batte di misura Monsherry Venus, quindi vittoria per Zero Gravity, Maurizio Cheli, Giorgio Cassani e la scuderia quiriniana.